La giacca ritrovata appoggiata ad una ringhiera, in una tasca un biglietto della mom, un pacchetto di sigarette, una confezione di Moment ed il portafoglio con i documenti. Nessun cellulare. In via Cendona si lea dentro un fosso morto per assideramento Gianluca Bessegato, 59 anni, trevigiano, senza fissa dimora, ultima residenza a Spresiano. Il corpo parzialmente in acqua, semicoperto dalle foglie. Eseguito su disposizione del pubblico ministero Anna Ortica l'esame esterno della salma. Al momento il cadavere, quando è stato osservato dal medico, non presentava segni di violenza evidenti, se non compatibili chiaramente con quelli della sua posizione all'interno del fosso. Diciamo che dai primi elementi che abbiamo potrebbe essere morto per cause naturali, in particolare forse per il freddo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, era stato visto dalla polizia locale la sera precedente mentre camminava nella zona dell'ex Chiareforti barcollando. Poi ha raggiunto la zona dove è stato ritrovato. Perché lungo una strada chiusa? Che cosa doveva fare? Alcuni residenti avevano sentito qualcuno parlare a voce alta. Alle 4:15 di notte ho sentito dei schiamazzi, di parlare forte così e pensavo che fosse magari un incidente. Ho alzato la persiana e mi ho visto un tizio che girava su e giù, ma non stava stando in piedi, barcolava un po'. Ho pensato sarà un ubriaco. Poi sono tornata a letto e tornava, ha discusso un po', ho gridato così da solo perché non c'era nessuno, era soltanto lui. La giacca, ci dice un cittadino, era già lì da lunedì. Io mi ricordo che ho visto un giubbotto appeso nella serata di lunedì, io torno avanti e indietro col cane, e non vorrei sbagliarmi, però ho pensato, pensa che sia di qualche ragazzo che va a rugby qua, che magari l'ha perso, il primo signore che passa l'ha appeso, il giorno dopo lo trova. Una strada questa, ci dice, poco frequentata. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire gli ultimi momenti dell'uomo che sembra pernottasse in uno degli stabilimenti industriali dismessi della zona. Uno si è andato e dopo che ne si è qua da Messorea, diverse telecamere. Qui avete diverse telecamere e i carabinieri quindi hanno acquisito le immagini. Sì. Nelle prossime ore il pubblico ministero deciderà se effettuare l'esame autoptico sul corpo del 59enne, morto per il freddo, forse caduto nel fossato per un malore.